Ben ritrovate amiche e amici sportivi. Il 17° meeting internazionale di Bruniera ha scritto un'altra bella pagina di storia atletica della nostra regione. Si è trattato di una edizione speciale perché l'amministrazione comunale assieme all'Atletica Bruniera Friuli Intagli ha tagliato il nastro tricolore per inaugurare il nuovo manto della pista e delle pedane di atletica leggera che sono state oggetto di rifacimento nei mesi scorsi. Tanta qualità in campo con Croazia, Slovenia, un pizzico di Etiopia, Kenya, Sudafrica, Marocco, Romania, Portogallo, Irlanda, molto Veneto e poi Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia fino in Calabria e naturalmente il Friuli Venezia Giulia hanno illuminato il caldo pomeriggio di gare. Sentiamo le parole del sindaco di Bruniera, Renzo Dolfi, e dell'assessore allo sport, Michele Boer. La pista rende benissimo, le pedane anche, il sacrificio è ripagato, direi. Sì, direi proprio di sì, perché abbiamo atteso tantissimo questo momento, purtroppo da 1 anno e mezzo, sappiamo benissimo, abbiamo dovuto star fermi proprio per l'emergenza sanitaria Covid-19, ma adesso possiamo dire che questa volta ce l'abbiamo fatta, siamo partiti, siamo sul pezzo, diciamo così. Non è stato facile perché mettere insieme tutte le cose, uffici tecnici, imprenditori, impresari, società, capire le esigenze della pista, perché comunque abbiamo fatto una pista veramente meravigliosa dove vediamo proprio che gli atleti si trovano bene, stanno facendo dei record. Quindi vuol dire che il manto è stato fatto a regola d'arte, sì, ecco, quindi siamo veramente fiduciosi di questa pista, di questa opera che porta sicuramente un lustro alla comunità, ma non solo, anche a livello internazionale, perché questo è un meeting internazionale. E quindi bene, l'abbiamo fatto soprattutto per i nostri giovani, perché ci teniamo tantissimo, questa è un'amministrazione che punta molto sui giovani, perché sono il futuro della nostra società. Ecco, voi avete 2 grosse società qui, Bruniera Friuli Intagli e San Vitese, qui sono un bacino inesauribile di forze per il futuro. Sì, ecco, questo è vero, però è grazie anche proprio alla Friuli Intagli, perché chiaramente la sponsorizzazione di questa industria è importante ed è per questo che riusciamo a mantenere e tenere questa società in piedi. È ovvio che questo meeting infatti è la pista proprio è dedicata a un imprenditore, Guido Maccan, che è venuto a mancare anni fa ed è per questo che è stata intitolata a lui, e poi, come sapete, anche a Gianfranco Chessa che è venuto a mancare, e quindi è giusto che ricordiamo anche le persone che hanno dato per il nostro paese. E voi l'avete fatto molto bene e avete fatto anche un grande lavoro. Complimenti e buon lavoro, sindaco. Grazie a voi e niente, viva lo sport. Con questa pista avrete un futuro radioso. Sì, direi che è il palcoscenico più bello che potevamo dare a questo 17° meeting qui a Bruniera, un investimento che abbiamo voluto fortemente come amministrazione comunale. Approfitto anche per ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia ovviamente per il contributo per eseguire appunto i lavori del rifacimento del manto, e oggi lo stiamo testando, gli atleti ho visto che sono soddisfatti, una bella opera per Bruniera, per lo sport e per i nostri giovani. Avete soprattutto anche un'associazione come l'Atletica Bruniera Friuli Intagli, che è un'associazione guida, un esempio per tutta l'Italia. Con questa pista quindi da qui partiranno i futuri campioni, speriamo. Esatto, sì, abbiamo il piacere e l'onore di avere qui a Bruniera l'SD Bruniera Pordenone Friuli Intagli, un'azienda che oramai da anni sta ai vertici del movimento dell'atletica leggera. Insieme a questa società abbiamo anche un'altra società sempre qui in comune, che è l'Edil Market Sandrin, quindi 2 società per un comune come Bruniera di 9.000 abitanti di atletica. Era un intervento secondo me doveroso. Abbiamo una pista che non era più omologabile per l'usura e per gli anni, adesso invece abbiamo una pista nuova omologata a FIDAL e che per altri, ci auguriamo, 15 anni sarà la casa delle nostre associazioni sportive, delle nostre scuole e dei nostri ragazzi. E ben vengano amministrazioni come la vostra allora, che danno una mano all'atletica. Sì, io ho la fortuna come assessore allo sport di avere una squadra a partire dal sindaco e dagli altri componenti della giunta che mi spingono e mi aiutano in queste avvincenti, diciamo, investimenti che puntano a migliorare gli impianti che abbiamo, anche perché oramai gli impianti hanno tutti una data abbastanza importante e quindi vanno tutti presi per mano. Questo è stato un primo intervento, ce ne saranno degli altri, però
questo è un buon punto di partenza e oggi con questo meeting ne stiamo dando ampia visione. Andiamo a vedere le gare femminili. La star Giada Carmassi, vittoriosa dei suoi 100 ostacoli e dei 100 piani. Tra le barriere ha terminato in un ottimo 13,56 davanti alla croata Ivana Lokarek 13,68 e alla portoghese Caterina Queiroz 13,91. Grazie a questa prestazione, la migliore a livello tecnico femminile, le è stato assegnato il Memorial Gianfranco Chessa. La Carmassi ha poi doppiato correndo i 100, aggiudicandosi la finale in 12,13 davanti alla croata Margarita Risek 12,34. Croazia sugli scudi nei 1500 con Maja Pakaric che vince in 4,19,26. Ilaria Bruno è settima e prima junior in 4,38,04. Carol Zangobbo al Sindustria Padova con i suoi 6,22 m nel lungo è la migliore del lotto. Seconda l'irlandese Sara McCarthy 5,94 e terza Anna Costella 5,74. Degni di nota i 400 piani vinti da Rebecca Sartori, Fiamme Oro Padova in 54,11. E siamo ai maschi. Nel peso il croato Martin Markovic ha scaraventato l'attrezzo di 2 kg a 60,69. Troppi per l'azzurro Alessio Mannucci, Aeronautica, che si ferma a 57,27. Con questa prestazione Markovic ha aggiudicato il Memorial Guido McCann. Sulla spinta del tifo di casa l'azzurro olimpionico Abdullah Bamussa vince i 3.000 siepi in solitudine in 8,41,57 ed è il secondo miglior risultato tecnico del meeting e una delle migliori performance mondiali per over 35. Bella vittoria sugli 800 di Abdelhakim Eliasmin, Atletica Bergamo, in 1,48,65. A precedere i nostri Enrico Riccobon 1,49,58 e lo junior Masci Acosta 1,49,81 che si migliora e guadagna il minimo per i mondiali. Un altro croato, Filip Marcic, ha vinto l'alto con 2,12 metri. Il nigeriano Jeremia Ogeneru ha vinto al fotofinish i 100 metri davanti al sudafricano Nicolas Ferenc 10,70, 10,71. In batteria aveva corso in 10,69. Sui 110 ostacoli vinti dal veneto Alessio Somacal 14,51, buon terzo posto di Gabriele Cernigò in 14,77. Nei 5.000 infine la gara esplode nel finale. 2 minuti e 32 l'ultimo 1000, dove a vincere è il burundiano Egid Takaturimana in 14,10,34. Sul keniano Geoffrey Gituku 14,13,68. Nel programma del meeting anche tante gare giovanili che hanno dato ulteriore colore e calore al pomeriggio sportivo. Sentiamo le impressioni di due dei protagonisti del meeting, Giada Carmassi e Mascia Costa. Pare che puoi essere soddisfatta di questo weekend. Intanto ciao a tutti, sì, sono soddisfattissima, più che altro perché ho gareggiato tantissimo nella prima parte di stagione, soprattutto questa ultima settimana ho fatto Lignano, ho fatto Trieste e qui ho doppiato 100 ostacoli e 100 e ho concluso finalmente con un personale sui 100, quindi non posso che essere più felice di così. Non sarai mica a San Vito domani? No, adesso un po' di riposo ci vuole. Poi cosa sono gli appuntamenti a cui punti? Poi diciamo che dopo la settimana di recupero inizierò a preparare la seconda parte di stagione, che voglio fare qualche meeting all'estero, è già programmato Bellinzona in Svizzera, Rovereto sicuramente e spero anche qualche altro, e per concludere poi con la finale dei campionati di società. In bocca al lupo, ci può stare. Crepi, grazie mille. Grazie a te Giada, ciao. Ecco, siamo qui con Mascia Costa, le gare sono terminate, lui ha fatto un grande 800, un personale favoloso, un tempo di... sotto i 50, 49 alto, però non ho ancora visto bene il tempo. Contentissimo perché comunque minimo mondiali e finalmente una grande soddisfazione per me perché lo aspettavo veramente. Soddisfazioni ne hai avute e le stai dando, Sì, però sì. adesso l'impegno diventa molto importante. Sì, decisamente sì, perché adesso anche l'allenatore sarà abbastanza contento, quindi inizieremo a caricare, speriamo di andare ai mondiali e tirare ancora giù il tempo, quello che si punta e vedremo insomma come... Quindi l'obiettivo è soltanto di passaggio per adesso, il mondiale, poi vedremo cosa succederà. Sì, anche perché non penso continuerò ancora per molto sugli 800 perché fisico asciutto, io non ne vedo molti di 800isti con fisico asciutto, penso farò 1500 e poi col tempo si vedrà di allungare ancora un po' e vedremo insomma, vedremo.
La preparazione sempre con Ezio? Sì, Ezio è il mio punto di riferimento, ormai il mio faro, senza di lui non vado da nessuna parte, infatti già adesso con l'università faccio fatica a vederlo, ho paura di perdermi. L'ho visto più contento adesso, oggi, che quando correva. È vero, Ezio sì, era contentissimo. Stai studiando? Sì, Scienze Motorie a Gemona, primo anno. Purtroppo col Covid è stato tutto online al computer da casa, però adesso dovrò andare su da settembre e infatti questo mi preoccupa perché se non vedo Ezio io mi perdo. No, ma lo vedrai, ti seguirà Gemona. Unica ormai, non possiamo separarci. E ora le ultime notizie con Greta Iuri. Grazie per l'attenzione, noi ci rivediamo lunedì prossimo. Sarà un memorial Giacomo Romano diverso, quello che varcherà la porta delle 33 edizioni e che la Libertas Grions Remanzacco, con il consenso dei figli Glauco, Fabrizio e Gianfranco, organizzerà al Polisportivo di Remanzacco, giovedì 15 luglio. L'edizione numero 32 si era svolta al Parco al Torre di Salt il 23 febbraio 2020 ed era stata l'ultima gara liberamente disputata nella nostra regione, che stava piombando, assieme a tutto il paese, in una devastante emergenza sanitaria che ha causato migliaia di morti. Con le riprese a singhiozzo e la situazione ancora molto pericolosa, l'edizione del Memorial Romano 2021, in calendario a fine febbraio, era stata annullata. Ma gli organizzatori non avevano abbandonato l'idea di rendere comunque omaggio a Giacomo, a emergenza terminata. Il momento è arrivato in occasione del quarto meeting estivo di mezzo fondo. Il vincitore della gara dei 3000 metri riceverà il prestigioso trofeo dai figli di Giacomo Romano, che sostengono le iniziative della Libertas e condividono con loro programmi e progetti. La manifestazione, patrocinata dai comuni di Remanzacco e Povoletto e sostenuta dal Centro Provinciale Libertas di Udine, prenderà il via alle 18:45, con le gare di marcia per cadetti e cadette, che assegneranno i titoli del campionato provinciale di Udine e si concluderà alle 21:10, quando scenderanno in pista i campioni per affrontare i 3000 metri e conquistare il Memorial Giacomo Romano e succedere così nell'Albo d'Oro a Jacopo De Marchi, della Trieste Atletica, trionfatore nel 2020. Sarà uno spettacolo tutto da seguire. Prima edizione della salita alla Torre Picotta. Una creatura nuova di zecca si inserisce nel calendario regionale delle corse su strada e si svolgerà domenica 18 luglio a Tolmezzo, con l'organizzazione del Centro Provinciale Sportivo Libertas, assieme alla Maratonina Udinese, alla Libertas Tolmezzo e all'Aldo Moro Paluzza. 1500 metri in salita, con 150 metri di dislivello con partenze a cronometro ogni 30 secondi da Piazza Borgat Mazzini e arrivo in cima al colle della Torre Picotta. Il primo concorrente scatterà alle ore 17. Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 15 luglio alla mail che leggete in sovraimpressione. In contemporanea si svolgerà anche una manifestazione ludico-motoria giovanile su percorso cittadino di circa 750 metri, denominata Giro di Tolmezzo, per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. Le iscrizioni giovanili devono pervenire entro giovedì 15 luglio alla mail che leggete in sovraimpressione. I'm